Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima in diretta del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Andrea Svetez, che è il coordinatore artistico dell'iniziativa Festa Barocca, che si terrà a Muggia a partire da domani e fino a domenica. Intanto grazie per essere tornato nei nostri studi. Che cos'è Festa Barocca? Beh, Festa Barocca è l'ultimo nato dei progetti di Serenade Ensemble, Accademia Regionale di Strumenti a Fiato, associazione musicale che ha sede appunto a Muggia e che a cui mi onoro appartenere come responsabile artistico. Dunque, ha voluto essere una ripresa degli vecchi usi e costumi di Muggia, della Muggia del dì di festa degli anni del 500, 600, 700, in cui tutto il paese, tutta la comunità si raccoglieva attorno in piazza e attorno alla chiesa per fare festa, per omaggiare la festa dei patroni che si terrà come ogni anno il 26 di giugno. Quindi Muggia si trasformerà l'idea nostra è l'ambizione di trasformare Muggia in piccola culla, in piccolo salotto barocco, in cui in questi 3 giorni si alterneranno allievi, si alterneranno maestri, si alterneranno solisti, relatori e tante cose che girano attorno appunto all'idea della musica e dell'ideale barocco. Si inaugura appunto domani alle ore 21 nella chiesa di Muggia Vecchia. Infatti domani la vernice sarà il sipario a Muggia Vecchia, ci sarà un concerto della classe d'insieme di flauto dolce e strumenti antichi tenuta dal maestro Manuel Staropoli, insegnante al Conservatorio di Trieste, che diciamo è il perno su cui ruota un po' il calendario, tutta la manifestazione. È un grande solista, oltre che un grande amico nostro, quindi gli abbiamo dato questo onere di sostenere appieno la parte musicale di Festa Barocca. Ci sarà appunto l'esibizione della sua classe di assieme con tutta una serie di strumenti e strumentisti che si alterneranno nella Basilica di Muggia Vecchia. Questo per quanto riguarda venerdì. Poi sabato, io qua anche il programma, questo è il programma più dettagliato, sabato invece gli appuntamenti sono 3, perché c'è un appuntamento già alla mattina alle 11 alla Chiesa del Crocefisso, poi in San Francesco alle 17:30 credo sia una conferenza, un incontro tenuto da Federico Xiccato, la fisica dei tubi sonori e la costruzione di strumenti d'epoca, e poi Raffaella Rimaboschi si occuperà di antiche vernici, laddove invece alle 21 madrigali di benvenuto con la corale Scherzi Armonici diretta da Giulia Fonzari e concerto del Collegium Musicum Fluminense, arrivano da Fiume, diretto da David Stefanutti. Quindi questo dà l'idea appunto anche della doppia, esatto. come dire, del doppio sguardo che viene dato insomma sul periodo. Infatti sabato abbiamo questa novità, la prima delle novità entranti, che è appunto l'Officina Musicale Barocca. Cos'è? Passeggiando per il... che torna anche domenica, vedo. Che torna anche domenica, esatto. Passeggiando per il corso di Muggia c'è una piccola chiesetta, appunto la chiesa del Crocifisso, che è un po' un gioiellino incastonato tra le calli. È una chiesetta con un'acustica deliziosa, tiene pochi posti, però è un luogo molto molto affettuoso nella frequentazione, quindi abbiamo deciso di dare a disposizione questo piccolo luogo a chi volesse eseguire musica barocca con strumenti d'epoca, con copie di strumenti d'epoca o strumenti moderni addirittura, però rotanti sempre attorno all'idea barocca. Quindi chi volesse può prenotarsi o può afferire direttamente là sabato dalle 11:30 all'1, 1:30 o domenica dalle 11 al 12:30 e si potrà esibire in un piccolo flash musicale di una ventina di minuti.
C'è anche all'interno di musica barocca non solo repertorio barocco, ma anche rivisitazioni di grandi musicisti barocchi, quale Johann Sebastian Bach, che già da decenni è fonte di studio dei jazzisti, ispirazione armonica e melodica anche di musicisti che, suonando con strumenti moderni, a lui si ispirano e a lui dedicano i loro concerti. Tanto noi stiamo vedendo anche alcune immagini che si riferiscono all'edizione dello scorso anno sì, dell'iniziativa, e invece grande giornata anche piena di impegni. Domenica ce ne sono 4. Uno è sempre l'Officina Musicale Barocco al Crocefisso, e poi c'è, questo è anche bello, al Duomo dopo la messa c'è un concerto dei partecipanti al workshop. Allora, infatti il maestro Staropoli tiene un workshop di flauto dolce e strumenti antichi aperto a tutti i dilettanti o professionisti, in cui si monta un piccolo programma da concerto che verrà poi eseguito a fine della messa a mezzogiorno e un quarto, appunto a fine messa della domenica. Poi vedo anche, e poi la sera 2 appuntamenti, uno in Piazza Marconi alle 20, che è la festa con costumi d'epoca, insomma... Festa in piazza. Festa in piazza, sì. E poi alle 21 al Duomo le canzoni sacre di Tartini e il concerto ancora di Staropoli. Ecco, allora, domenica un po' il clou di tutto quanto, in una parentesi da noi definita la piazza e la chiesa, che vuole appunto essere... sì, piazza e chiesa. La piazza e la chiesa, che vuole appunto essere filosoficamente l'idea della gente del paese, della cittadina che si raduna in piazza a sentire, a vedere, a godere dello spettacolo appunto di piazza, che sarà sostenuto da una piccola passerella con costumi d'epoca dal gruppo Mugla Biela, che sono le nostre signore in costume tradizionale, ottocentesco. Ci sarà poi il gruppo Tartini, che verrà naturalmente da Pirano, il gruppo Balli Antichi di Umago e il gruppo folk storico di Gallesano, che si poi esibiranno in piazza, nella piazza Marconi, piazza principale, accompagnati dagli ottoni antichi della Serenade Ensemble. Finito lo spettacolo, che durerà circa un'ora, quindi saremo circa alle 9, il parroco Don Andrea, che è un grande sostenitore, un grande amico della Serenade Ensemble, uscirà dal Duomo e prenderà per mano tutti quanti, ci condurrà in Duomo a cospetto dei patroni, in segno di omaggio, e pronti ad assistere al concerto magistrale appunto di Manuel Staropoli, che sarà preceduto da dei canti sacri del coro Tartini, diretto da Barbara Barac. Questo è il programma. Ecco. Definiamo un po' il concetto di barocco, perché già sorride, perché è qualcosa di estremamente affascinante, se vogliamo, no? Perché sotto certi aspetti con il termine barocco, forse più in arte, si suole identificare qualche cosa di eccessivo, come dire, di tanto, no? Per non esuberante, esuberante. Forse di eccedente. Per non parlare poi del rococò, che lì siamo proprio veramente Però dal punto di vista musicale, il barocco è probabilmente è un periodo molto rivisitato, devo dire la verità, perché viene riscoperto con una certa frequenza, per dire la verità, però è anche un periodo dal quale molto parte della musica, potremmo persino spingersi, questo forse non vorrei esagerare, ma molto parte persino della musica che sentiamo anche adesso. Infatti il barocco è quel periodo di tempo che va dagli anni 500 fino a fine 700, cioè tra il Rinascimento evoluto all'inizio della parte classica della storiografia musicale. Il barocco contempla tra i compositori più importanti ed eclatanti nella storia della musica. Immaginiamoci Monteverdi, tutto parte da Claudio Monteverdi, che adesso veramente si sta finalmente rivisitando e ristudiando anche a livello
a livello conservatorio e a livello accademico. E tutto parte da lì, dall'inizio dell'opera e dell'opera stessa. Quindi mio amico mi dice che l'incoronazione di Popea è da dove si dovrebbe cominciare per cominciare ad appassionarsi di opera lirica. Di opera lirica, esatto. Per poi arrivare a Johann Sebastian Bach, a Antonio Vivaldi o al grande Georg Friedrich Händel, e non trascurare i francesi tipo Rameau, che è un compositore eccezionale. Quindi nel barocco ci sta tutto il seme della nostra grande musica ottocentesca, che poi si svilupperà e nel bel canto dell'opera e nella parte diciamo anche romantica di Otto e fine Novecento. È stato un periodo musicalmente un po' poco studiato e trascurato, ma adesso si sta veramente, anche da noi, si stanno aprendo le classi di musica barocca, di prassi musicale barocca, di studio di strumenti barocchi, che sono strumenti predecessori agli strumenti moderni, strumenti musicali moderni, però molto più semplici, con molti meno arzigogoli e diciamo finiture meccaniche, quindi molto più complessi da un certo punto di vista da suonare e da proporre. Quindi per certi aspetti non c'è un collegamento, laddove in altri casi il collegamento fra la storia dell'arte e la storia della musica può essere più come posso dire, più diretto, più evidente. Per quanto riguarda il barocco forse non c'è questa piena corrispondenza. Posso essere d'accordo, io di musicologia non mi intendo tantissimo, però sono d'accordo con Bosazzi, nel senso che l'inizio del barocco è stato un taglio netto della tradizione rinascimentale, con l'armonia un po' scarna, un po' essenziale del Rinascimento, per poi approdare nella nuova armonia della musica colta. Mentre la fine del barocco praticamente si interseca molto bene con l'inizio del classico. Infatti le orchestre, sia le orchestre fine Settecento, primi Ottocento, sia i compositori stessi, erano un po' in bilico tra l'accordatura barocca, che era un'accordatura strumentale a 4,15 Hz sul La, e l'accordatura classica, che è un'accordatura sui 4,40 Hz. Quindi già questa differenza di picco sonoro comportava un cambio che però non è stato appunto netto, ma è stato graduale. Cosa significa picco sonoro? Significa che la stessa nota suonata da un'orchestra barocca o suonata da un'orchestra classica o moderna si distanzia di mezzo tono, nel senso che la tensione degli strumenti ad arco per fare una nota un po' più bassa rispetto all'eseguire una nota un pelo più alta si sente anche come timbro globale dell'orchestra, si sente anche come timbro complessivamente dell'armonia stessa. Quindi il suono di un'orchestra barocca con un'orchestra classica è abbastanza diverso e dipende anche dalla differenza di intonazione, di accordatura, e così per gli strumenti a fiato. Il fatto che si torni a mettere in scena anche delle opere barocche, quando lo fanno i tedeschi delle volte bisogna mettersi le mani nei capelli, perché in genere loro si approfittano di determinare. Cioè, c'è il rischio che questo repertorio venga in qualche modo saccheggiato? Ma il problema è che non abbiamo fonti certe di prassi esecutiva della musica barocca, quindi andiamo un po' per mode, e la moda sicuramente e la prassi viene data dai grandi testimonial, quindi magari i tedeschi suoneranno in un certo modo, le orchestre italiane che stanno nascendo suoneranno in maniera un po' diversa, però l'importante alla fine è il risultato globale, complessivo, e diciamo la promozione di questo grande repertorio, ripeto, che a miei tempi studiato poco o niente al conservatorio, adesso si sta fortunatamente sviscerando, si sta via via sviluppando e perfezionando.
Se posso ancora sì, due parole, come no. Federico Siccato è un ingegnere flautista che terrà una conferenza al comprensorio di San Francesco a Muggia sabato alle 5:30, una conferenza sui tubi sonori, praticamente la fisica dei tubi e la riproduzione in 3D in materiale plastico di strumenti antichi. Questa è stata una innovazione epocale perché ha fatto sì che tutti quanti potessero in qualche modo suonare con una copia di uno strumento d'epoca fatta in 3D, appunto, quindi perfettamente uguale allo strumento originale e a basso costo, quindi appetibile a tutti. Interessante anche la conferenza dopo di Raffaella Rimaboschi, è una mezza muggesana e poco si conosce di lei, mezza muggesana da parte di madre e da parte di padre fiorentina. Lei è laureata in materie letterarie e artistiche a Firenze e un master in restauro e in conservazione dei beni culturali. Parlerà delle vecchie vernici e delle nuove vernici in rapporto appunto alla verniciatura degli strumenti ad arco e delle opere d'arte stesse. Abbiamo quindi dato tutte le indicazioni per questa manifestazione che, ripeto, incomincia domani sera e si chiude domenica 23 giugno. Sono 3 giorni molto intensi e molto piacevoli. Io ringrazio Andreas Fetez, che è il coordinatore artistico di Festa Barocca. Grazie e buon lavoro. Grazie. Allora adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Un'imponente indagine condotta dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza di Trieste ha stroncato un traffico di merce contraffatta che, se immessa sul mercato, avrebbe garantito introiti per 20 milioni di euro. Traffico analogo stroncato anche verso la Germania. 160.000 fra capi di abbigliamento ed accessori di numerosi marchi nazionali ed internazionali sono stati sequestrati al termine di un'imponente operazione condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste e dalla Guardia di Finanza triestina. La merce era stata rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettato nello scalo Giuliano, e riportava perfettamente riprodotti i loghi di aziende fra le più importanti a livello mondiale. Il carico insolitamente eterogeneo e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di abbigliamento hanno portato ad un approfondimento del controllo sui beni, che si presentavano di ottima fattura sia per la realizzazione che per il confezionamento. Le perizie, affidate direttamente alle aziende titolari dei vari loghi, hanno consentito di classificare i prodotti come contraffatti. Inoltre, accertamenti ulteriori hanno consentito di risalire ad un'altra e speculare spedizione che, transitando per il nostro paese, stava per raggiungere la Germania e di sequestrare 74.000 ulteriori articoli fra abbigliamento, borse e calzature. Se fossero stati messi sul mercato, i capi di abbigliamento e gli accessori posti sotto sequestro, in entrambi i casi occultati da articoli tessili trasportati regolarmente, avrebbero garantito introiti per quasi 20 milioni di euro. E con l'avvicinarsi del periodo estivo, il nucleo di polizia commerciale della Polizia Locale di Trieste sta effettuando controlli mirati negli esercizi commerciali con un occhio attento ai prodotti più venduti in questa stagione. Dal sopralluogo di 3 negozi in Borgo Teresiano sono emerse irregolarità per quanto riguarda l'etichettatura di vestiti e dispositivi di protezione individuale. L'attività si è conclusa con il sequestro di 469 capi di abbigliamento, vestiti, costumi, cappelli senza l'etichetta obbligatoria indicante la composizione del tessuto e le informazioni sulla fabbricazione del prodotto. Elemento basilare, questo legato anche alla salute. I prodotti tessili non idonei e non conformi al regolamento dell'Unione Europea possono provocare allergie e irritazioni alla pelle perché spesso trattati con coloranti o conformazioni tessili non certificate. Sono stati
sequestrati anche 126 paia di occhiali da sole privi delle avvertenze e delle indicazioni sulla composizione del prodotto. Gli occhiali da sole sono dispositivi di protezione individuale, quelli non certificati possono essere molto pericolosi per la vista perché non sono in grado di schermare adeguatamente la luce solare. A un anno dal suo insediamento a Trieste, BAT ha portato notevoli ricadute sul tessuto economico del territorio. Lo spiega uno studio del MIB commissionato per l'occasione. Gli investimenti sono stati pari a 84 milioni di euro. BAT Trieste festeggia un anno dall'inaugurazione con uno studio commissionato al MIB sulle ricadute della sua presenza sul territorio e sono ricadute non di poco conto, ammontano a 84 milioni di euro gli investimenti effettuati fra il 2022 e il 2023 con un valore della produzione pari a 23 milioni di euro, oltre ad acquisti da fornitori del Friuli Venezia Giulia per oltre 10 milioni e un valore aggiunto generato di 15 milioni di euro. 153 i lavoratori già assunti, ma le prospettive sono più ambiziose. Da un punto di vista di processo e di tessuto che ci ha accolto è un primo bilancio estremamente positivo. Il secondo bilancio positivo è sicuramente legato invece ai numeri che questo primo anno porta con sé. Stiamo parlando di circa 153 persone assunte, abbiamo in programma di assumerne 600 direttamente, di creare 2700 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Siamo assolutamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Già serviamo con i prodotti manufatti qui a Trieste diversi paesi in Europa, abbiamo appena certificato la linea anche del Pharma nel polo produttivo di Trieste. Siamo orgogliosi di far parte di questa regione e continuiamo a crescere insieme, ha detto Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, che ha ricordato tra gli investimenti sul territorio anche la Barcolana, il Festival del Cambiamento, il calendario di eventi per favorire le competenze digitali. Da un lato la capacità di questa impresa di raggiungere il suo equilibrio aziendale e di creare valore sul territorio nell'arco di un solo esercizio e dall'altro lato di come questo valore sia stato poi redistribuito soprattutto nel territorio in cui si è insediata e quindi non è stato portato altrove e soprattutto nei confronti delle risorse umane. Certo, se penso col 17 quando mi arrivò Barbazza che era presidente della Varsila mi disse la Varsila va via se non compri 30 ettari, poi attraverso l'autoporto di Fernetti abbiamo comprato i 30 ettari, ecco i risultati. Poi sai cos'è? Abbiamo lavorato con Zeno d'Agostino, con Friulia, tutti assieme ed ecco i risultati quando si lavora insieme. Critiche da parte dell'opposizione in Consiglio regionale per l'opzione avanzata da APT Gorizia di riutilizzare l'imbarcazione adriatica per il ripristino del collegamento marittimo Trieste-Grado. Il collegamento marittimo Trieste-Grado continua a far discutere la classe politica. L'opposizione pressa sulla necessità di fare chiarezza sull'accaduto del 12 giugno e parallelamente contesta la proposta di APT Gorizia di riattivare il servizio con un'altra imbarcazione facente capo al gruppo Vidali, ovvero l'Adriatica, già operativa su quella linea negli anni scorsi. Il più veemente sul tema è il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, che critica l'opzione avanzata perché a suo giudizio non idonea per la tratta sul Golfo, al contrario del percorso in laguna. Quello che sembra incredibile è che abbiamo sfiorato purtroppo una tragedia, dobbiamo ringraziare ancora una volta Guardia Costiera, Vigili del Fuoco per essere intervenuti. La Regione continua a fare spallucce, un anno fa avevamo segnalato che su quella tratta non c'erano le condizioni di sicurezza. Ieri l'assessore Ammirante si è quasi scocciata perché ricordavamo le responsabilità di APT e della Giunta di non aver vigilato. La notizia incredibile oggi è che tornerebbe in servizio la motonave Adriatica, cioè addirittura la motonave che era stata sostituita dall'Audace perché era ancora meno in grado di navigare nelle acque del Golfo. La motonave Audace resta sotto sequestro per l'indagine aperta dalla Procura di Gorizia con l'APT, che ha reso noto di essersi costituita parte offesa e di aver nominato un perito. L'azienda ha inoltre diramato una nota dove riepiloga l'esercizio svolto dall'Adriatica con circa 22.000 passeggeri trasportati nel 2021 e 19.000 circa nel 2022, numeri che però non convincono l'opposizione, che rimane ferma sulle proprie posizioni rispetto alla pertinenza di quell'imbarcazione in virtù delle sue caratteristiche e dal fatto che in diverse occasioni tale servizio è stato sospeso per guasti o problematiche di altra natura. Una motonave
Achiglia sostanzialmente piatta, adatta, come dicono tutti gli esperti, per navigare in laguna. Sembra veramente una presa in giro, ma con grandi responsabilità, perché la tragedia si è sfiorata una volta e tentare la sorte, sfidare la sorte un'altra, sembra veramente da folli. Notizie confortanti per quel che riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia. Uno studio CREA rileva il sostanziale apprezzamento dei servizi forniti, benché nella classifica finale la nostra regione raccolga una sufficienza. L'Italia è divisa in due per quanto riguarda le performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Il 55% degli italiani risulta vivere in regioni con risultati soddisfacenti per la tutela della salute, mentre per il 45% le cose non vanno del tutto bene. Tutto ciò emerge dal rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute, le performance regionali. L'analisi è condotta da 104 esperti raggruppati dal CREA Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, per il quale operano ricercatori e docenti universitari di vari campi. Veneto, Piemonte, Bolzano e Toscana, oltre 13 milioni di abitanti complessivi, sono promosse con livelli di tutela della salute migliori delle altre e con un indice di performance che supera il 50% del livello massimo, rispettivamente 60, 55, 54 e 53%. Promosse anche Friuli Venezia Giulia, Trento, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Marche e Lombardia, popolazione totale 19 milioni e 300 mila abitanti, ma con la sufficienza. Raggiungono dunque livelli di performance fra il 45% e il 52%. Rimandate invece con livelli tra il 37 e il 44% Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia, circa 18 milioni e 900 mila abitanti complessivi. Fortemente insufficienti, livello di performance inferiore al 35%, Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria, circa 7 milioni e 500 mila abitanti. Un talento balcanico per la pallanuoto Trieste in vista della Serie 1 maschile 2024-2025. La società sponsorizzata Summer Co. Shipping presenta il quarto colpo sul mercato. Si tratta di Vuk Drašković, attaccante di posizione montenegrino, classe 2021, ingaggiato con un contratto annuale. Cresciuto nel Primorac di Kotor, nella stagione 2022 è passato al VK Radnički, mentre nel 2023-2024 ha indossato la calottina del Partizan Belgrado. Dopo il bronzo ai mondiali Under 20 di Praga nel 2021 è entrato stabilmente nel giro della nazionale maggiore del Montenegro e nonostante la giovane età, 23 anni compiuti in aprile, ha già raggiunto un numero notevole di realizzazioni nelle competizioni europee per club, 50 gol in 19 presenze in Champions League con il Primorac e 32 gol in 19 presenze in Eurocup con Primorac e Partizan. L'ex luminosa di via Carducci è stata abbattuta da diversi giorni, ma a metà luglio sorgerà la nuova struttura che sarà moderna e interattiva. Serviranno ancora un paio di settimane, forse un mese, per vedere la nuova luminosa di via Carducci. Nel frattempo l'area è stata liberata dalla vecchia struttura che è diventata un simbolo della città nel tempo, simbolo che risorgerà in chiave moderna, in chiave interattiva, tecnologica e quindi smart. In via Carducci tornerà una nuova luminosa e proprio perché la moderna concezione del manufatto sarà vocata alla tecnologia, sarà veramente luminosa. La futura luminosa, salvo imprevisti, sarà pronta a metà luglio. Lo studio Metro Area incaricato del progetto ha ideato una struttura moderna, interattiva, ma che possa mantenere l'orma della struttura ormai dismessa. In questo momento in via Carducci l'area di cantiere ha ultimato la sua prima fase, ovvero quello della demolizione, a cui seguirà la posa della fibra ottica, quindi il rifacimento del manto del marciapiede. Nell'area di pertinenza verrà sistemato un fondo drenante prima di montare la nuova luminosa, che verrà ancorata ai plinti già esistenti. Le parti della struttura saranno montate a moduli, infine saranno collocati i monitor installati dalla Govoni Impianti. C'è da fare una specifica: la luminosa, al contrario di quanto si possa pensare, è proprietà di un imprenditore che nel 2019 aveva scommesso sul manufatto con l'intento di trasformarlo in uno strumento pubblicitario tecnologico e di richiamo, sia per chi ha conosciuto l'ex installazione che per chi invece non l'ha mai vissuta. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale con il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'ispettore Tiziana Martini per le comunicazioni riguardo traffico e viabilità. Buongiorno ispettore, a lei la linea.
Buongiorno a tutti. Sì, allora la giornata è passata abbastanza bene, diciamo abbiamo avuto vari interventi ma nulla di particolare o di grave, non ci sono stati intasamenti eccetera. Per fortuna per il momento è andato tutto bene questa mattina. Volevo ricordare solo, ovviamente continuano le chiusure delle 2 rampe di accesso alla grande viabilità in Fiamme Gialle e Campi Elisi, quelli i lavori continuano. Ricordo che c'è l'arrivo delle navi da crociera, pertanto stiamo effettuando gli sgomberi sulle rive, quindi chi avesse ancora il veicolo parcheggiato lì, noi siamo già presenti col personale, verranno rimossi i veicoli che sono rimasti in divieto di sosta. Ricordo inoltre che inizierà il Triskel, pertanto attenzione ai divieti di sosta nella zona di via Marchesetti e piazzale Caduti di Nasseria, per quello che riguarda appunto la manifestazione che si terrà nei prossimi giorni. Anche lì sarebbe da togliere i veicoli prima che poi dopo noi facciamo le sanzioni e le rimozioni. Altre cose io non avrei da comunicarvi. Perfetto, ispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora con altri servizi. Rientriamo in studio, è stata presentata nella sede della Fondazione CR Trieste la 16ª edizione del progetto di socializzazione anziani che si protrarrà fino al febbraio del prossimo anno. Un progetto che arricchisce i fruitori, ma anche chi lo realizza. Si tratta del progetto di socializzazione anziani che dallo scorso anno ha ripreso la sua articolazione completa dopo lo stop dovuto al Covid e che prevede un ricchissimo programma di iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle case di riposo di Trieste, ideate dalla Fondazione CR Trieste. Sono 100 spettacoli, 20 concerti, ma soprattutto sono 200 persone che entrano dentro queste residenze ad animarle con la loro arte, con la loro capacità di bellezza, ma anche con la loro gratitudine per fare musica o fare spettacolo che è dentro la loro passione, e vengono ricambiati in una reciprocità che solo dentro un rapporto umano può accadere. Questa è la grandezza di questa iniziativa. Grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia andranno in scena ben 100 spettacoli in 20 residenze cittadine. Una gioia che ritorna perché vedi e senti le emozioni di queste persone e scateni probabilmente delle memorie con delle canzoni, con delle scenette che noi portiamo appunto in questi 100 appuntamenti che facciamo nell'arco di 10 mesi. Ed è veramente una soddisfazione ed è un'emozione anche per noi. Portare il nostro teatro in dialetto, la musica, le canzoni del cuore, le canzoni triestine o quelle del passato, tutte legate da un tema che può essere il giro turistico, possono essere le donne o può essere l'ambientazione al Pedocin, e danno veramente uno scambio di emozioni. Gli studenti dei conservatori Giuseppe Tartini e Glas Benamatis di Trieste faranno vivere agli ospiti momenti di vera emozione collettiva con i loro concerti. Oltre a esprimere i loro valori, le loro emozioni, ricevono una grande emozione nel suonare davanti agli anziani e danno la possibilità a loro di gioire dei momenti che altrimenti per loro sarebbe difficile da avere nelle sale da concerto. I nostri ragazzi, oltre al fatto di esibirsi in pubblico, imparano, diventano subito grandi, è un'iniziativa dal punto di vista sociale estremamente importante per loro. Al ricco programma si aggiungono anche le trasmissioni di Tele4 strutturate ad hoc per gli ospiti delle residenze cittadine. A Rossetti oggi e domani andrà in scena L'Acqua Cheta di Giuseppe Pietri, prodotto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta. Lo spettacolo vede la partecipazione di alcuni fra gli interpreti più apprezzati dal pubblico triestino. Abbiamo realizzato questo servizio ieri durante le ultime prove. Ultime prove al Politeama Rossetti per Acqua Cheta, l'operetta di Mario Pietri, prodotta dall'Associazione Internazionale dell'Operetta, che torna ad animare le serate dell'estate triestina. In scena giovedì 20 e venerdì 21 giugno, Acqua Cheta rappresenta, se vogliamo, un ideale ponte fra la tradizione dell'operetta italiana
è quel genere tutto nostro, la commedia musicale che avrebbe avuto in Garinei e Giovannini e nella loro straordinaria produzione l'esempio più facile da richiamare alla mente. Tratta da una commedia di Augusto Novelli andata in scena la prima volta nel 1920, l'operetta racconta la vicenda, consueta se vogliamo, dei maneggi che una ragazza mette in atto per impalmare il proprio innamorato, fino a lieto fine. L'Acqua Cheta è forse una delle più belle operette italiane, la musica è straordinaria e finalmente si parla del nostro bel paese, proprio l'operetta dell'Italia e delle famiglie italiane, quindi venite a vederla. La FVG Orchestra è diretta da Romolo Gessi, lo spettacolo vede la regia di Andrea Binetti che sarà anche in scena assieme ad Ilaria Zanetti, Giacomo Seguglia, Alessio Colautti, Gualtiero Giorgini, Marzia Postogna e Michela Vitali. Il municipio è stato presentato il nuovo piano di illuminazione pubblica cittadina. L'intervento che facciamo in questa splendida città ovviamente è importante. Noi opereremo circa sull'85% dei punti luce, aiuteremo la città a fare quella transizione ecologica e digitale di cui era oggetto appunto questa concessione e raggiungeremo quei risparmi del 71% che permetteranno di liberare risorse per gli investimenti che andremo a mettere in campo. Un contratto di 13 anni che porterà a un risparmio annuo energetico di oltre il 70% rispetto al 2023, con efficientamento a LED di oltre 20.000 punti luce, l'aggiunta di nuovi 400, l'abbellimento di 1.100 e ancora l'installazione di 700 punti di illuminazione adattiva e un sistema di telecontrollo per oltre 1.900. Investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro. Sono i numeri presentati al Municipio di Trieste sull'illuminazione pubblica cittadina con il nuovo partenariato pubblico-privato tra Comune ed Edison Next, definito per una città smart e sostenibile. Con questi investimenti, una concessione di circa 71 milioni di euro per 13 anni e investimenti esclusivamente totalmente a carico del privato per 26 milioni di euro, trasformiamo e facciamo diventare la città di Trieste non solo una città green, ma soprattutto la facciamo diventare la prima città smart in Italia. I cittadini che beneficeranno del nuovo servizio saranno circa 200.000, con la gestione di tutti i 26.000 punti luce presenti in città. Saranno sostituiti 235 quadri elettrici, riqualificati 60, sostituiti 1.300 sostegni, estesi 30 nuovi chilometri di linee elettriche interrate, oltre a manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e impiantistica. L'accordo prevede anche il potenziamento di oltre 200 sistemi di videosorveglianza e lettura a targhe, nuove centraline per il controllo della qualità dell'aria e del meteo, sistemi smart per parcheggi e ricariche per veicoli elettrici. Per la mobilità urbana saranno realizzati 50 attraversamenti pedonali luminosi e dispositivi acustici per i non vedenti su 38 incroci. Per l'arredo urbano, infine, saranno fissati 470 proiettori e apparecchi dedicati a progetti di illuminazione artistica e architettonica. I volumi di traffici in porto tengono anche se pesa la crisi di Suez, calo del 10,5% dei container. I dati dei primi 5 mesi del 2024 sono stati diffusi oggi insieme a quelli del porto di Monfalcone. Tengono i volumi totali nel porto di Trieste nei primi 5 mesi dell'anno, anche se l'andamento dello scalo, come di molti porti mediterranei, è influenzato dal quadro geopolitico. Sono state appena 727 le navi container che tra gennaio e maggio hanno attraversato il canale di Suez, in calo di 69 unità, contro le 676 che hanno allungato la rotta doppiando il Capo di Buona Speranza. Malgrado la crisi congiunturale, lo scalo giuliano cresce del 5,5% sui volumi complessivi, con 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dell'anno scorso. Le rinfuse liquide trainano la crescita, lieve calo invece delle merci varie e delle unità ro-ro transitate. Molto negative le rinfuse solide con meno 78,5% perché si è fermata la categoria prodotti metallurgici. Contrazione del 10,6% nei primi 5 mesi anche per i container, con 313.137 TIU movimentati, ma la flessione tende a ridursi. Calo congiunturale per il traffico ferroviario, meno 10,5%. Trieste è molto variegato in termini di differenziazione di portafogli, quindi i rischi sono anche divisi. Certo, il contenitore dal Far East è più soggetto a questo tema. Vedremo, noi siamo sempre ottimisti, è chiaro che se le crisi dovessero prolungarsi per tempi indefiniti, lo scacchiere rischia di diventare più critico.
Uno sguardo anche al porto di Monfalcone, che da solo ha sviluppato volumi complessivi nel periodo gennaio-maggio di 1,5 milioni di tonnellate di merce, meno 12,6%, ma sembra in ripresa con il miglior mese di maggio degli ultimi 10 anni. Bilancio inutile di 3 milioni di euro per la SIOT nel 2023. L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio dell'azienda che durante lo scorso anno ha visto sbarcare 36 milioni e 700 mila tonnellate di greggio al terminale marino. Un utile di 3 milioni di euro, 36,7 milioni di tonnellate di greggio sbarcato nel 2023 dalle 395 petroliere che hanno attraccato al terminale marino. Sono i dati principali del bilancio 2023 della SIOT, Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino, approvato dall'Assemblea dei Soci. La SIOT gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell'infrastruttura energetica che partendo da Trieste attraversa il Friuli Venezia Giulia e l'Austria fino in Germania. Un ruolo strategico nella rete di approvvigionamento di materie prime per Austria, Germania e Repubblica Ceca. Un altro bilancio positivo per la SIOT, e per noi bilancio positivo vuol dire aver trasportato il greggio che serviva alle raffinerie che sono collegate, averlo fatto in sicurezza, aver dato la possibilità di lavorare a centinaia di persone direttamente o indirettamente attraverso la nostra infrastruttura. Per noi bilancio positivo significa aver potuto effettuare anche oltre 20 milioni di investimenti per mantenere in integrità l'infrastruttura stessa. I consumi petroliferi nei paesi serviti dall'oleodotto transalpino nel 2023 sono risultati sostanzialmente stabili, ma i primi 5 mesi del 2024 hanno evidenziato un incremento del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riguardo ai quantitativi di greggio trasportati. Noi siamo contenti che ci siano queste infrastrutture che non sono solo le strade, no? L'oleodotto per cui siamo qui oggi è un esempio, è un segno, è una condizione di stabilità e di mantenimento dei traffici, proprio perché ci sono delle infrastrutture importanti che non possono essere abbandonate. Quindi ecco, l'oleodotto sta andando bene e noi siamo molto contenti. E anche la ferrovia è un'ancora di traffico, perché quando le compagnie e tutti gli operatori costruiscono una logistica ferroviaria che radica il traffico, non si cambia con uno schioccare di dita, e questo è un grosso vantaggio e dimostra quanto sia vincente investire sulla catena logistica integrata. Il 2023 ha fatto segnare 0 infortuni sul lavoro, a conferma delle efficaci misure di sicurezza adottate, e l'organico è salito a 130 persone, 2 in più rispetto al 2022, 5 dirigenti, 29 quadri, 77 impiegati e 19 operai. È tutto, ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, poi alle 19:30 il telegiornale. A dopo.